Do il benvenuto a tutti voi che ci seguite, che siete qui presenti per questo secondo incontro nell'ambito del ciclo di conferenze Quadrante Tedesco. Il Quadrante Tedesco è parte del corso di Letteratura e Civiltà Tedesca, si svolge all'interno del corso di laurea Mediazione Culturale e l'iniziativa mira a fornire ai partecipanti conoscenze storiche, culturali, politiche e socio-economiche preziose nel tragitto formativo rivolto alla futura attività lavorativa nel campo delle mediazioni. La serie di incontri con personalità della cultura e del giornalismo dedicati alla Germania d'oggi prevede 3 incontri tematici per delineare la realtà tedesca contemporanea in alcuni suoi aspetti rilevanti di carattere politico, culturale e storico. Ringrazio la professoressa Polledri con cui ho organizzato il Quadrante Tedesco e ringrazio Tonia Mastrobuoni, che sono felice di avere qui con noi. Allora, Mastrobuoni è corrispondente da Berlino per la Repubblica e saggista, autrice di un bellissimo libro dedicato ad Angela Merkel, L'inattesa, e con Tonia Mastrobuoni parliamo delle donne in politica in Germania. Allora, alla nostra conferenza abbiamo dato il titolo Donne in politica, il caso tedesco. E quello tedesco è proprio un caso. Basta pensare alla domanda di un bambino tedesco che alcuni anni fa ha chiesto: Mamma, ma un uomo può diventare cancelliere? Ecco, Tonio, io partirei da questo, no? Allora, epoca di Merkel, quando lei è cancelliera ormai da un bel po' di anni, tanto che il bambino conosce solo lei. Appunto lei è stata una figura chiave, no, della politica tedesca e anche una figura importante come donna, anche se non si è mai proposta come femminista. Ecco, partirei da lei e poi appunto col tempo, negli ultimi decenni, diciamo, come è cambiato il ruolo delle donne in politica in Germania. Ecco. Sì, allora, a proposito di questo episodio, aneddoto molto divertente che raccontavi tu, che in effetti gira molto in Germania, però è un po' quell'antica legge della forma e sostanza, cioè in sostanza se tu per anni e anni vedi che come dire, un cancelliere può essere una donna che guida il suo partito anche con mano molto ferma, con enorme sapienza, con enorme capacità tattica e con la capacità spesso e volentieri appunto di sconfiggere degli uomini che attentano alla tua poltrona. Ecco, questo è qualcosa che sembra un dettaglio ottico, ma che in realtà cambia tutta la percezione della politica, ovviamente, cioè, perché poi negli anni di Merkel, che è stata femminista quasi suo malgrado, insomma, perché poi non era una femminista classica, era una donna che veniva dalla DDR, cioè dalla Germania Est, ed effettivamente nella Germania comunista alcuni diritti delle donne erano più avanzati rispetto al resto d'Europa, penso alla legge sull'aborto, penso anche proprio alle politiche di conciliazione che consentivano alle donne dell'Est di appunto mettere insieme conciliare molto meglio il lavoro e la cura dei figli rispetto alla Germania Ovest sicuramente. Quindi lei quando comincia la sua carriera politica è una donna che viene da un paese in cui un certo tipo di femminismo è anche più avanzato, ma lei stessa è sempre stata molto riluttante a definirsi femminista, però indubbiamente la sua carriera è stata una carriera strepitosa dal punto di vista femminile, perché è stata una carriera in cui lei i grandi passaggi, diciamo, la conquista del potere è stata anche sempre dei passaggi in cui degli uomini tramavano contro di lei. E il caso più famoso, ovviamente, è quello del patto andino, cioè in Germania e soprattutto in un partito conservatore e molto maschilista fino ad oggi per certi versi, però sicuramente lo era molto negli anni 90 e ancora negli anni 2000. Ebbene, alla fine degli anni 70 si era costituito in questo partito già molto conservatore un gruppetto di una dozzina di politici molto giovani che appunto in un volo che andava verso le Ande, verso il Sud America, avevano stretto un patto
si sarebbero in futuro sostanzialmente spartiti le poltrone più importanti della Repubblica Federale, cioè all'epoca era ancora la Repubblica Federale dell'Ovest, no? La Germania Ovest, però, e in questo gruppo poi quando vedete i nomi, effettivamente sono tutti nomi di persone che poi hanno fatto come Günther Oettinger 2 volte il commissario europeo, che sono stati presidenti almeno di regione, che sono stati addirittura presidenti della Repubblica come Christian Wulff, e che hanno sempre cercato in qualche modo di, appunto, quando è arrivata questa talentuosa, irruente politica che veniva dall'est, che naturalmente ha cominciato la carriera sotto l'ala protettrice di Kohl, loro hanno cercato di ostacolarla varie volte e non ci sono mai riusciti. Quindi Merkel da questo punto di vista ha cambiato un po', ha cambiato proprio il modo in cui si guarda la politica, cioè nei suoi anni di cancellierato, che sono stati tanti, sono stati 16, per tutti i partiti tedeschi è diventato abbastanza inimmaginabile e impossibile non avere una leadership femminile. Molti hanno risolto il problema, diciamo, creando delle leadership doppie, no? Come i Verdi, ad esempio. I Verdi hanno sempre avuto una leadership doppia, uomo-donna. Ma anche i socialisti, che come in Italia, la sinistra, sono stati praticamente gli ultimi a appunto, far fare carriera a una donna fino ai vertici, si sono sentiti a un certo punto obbligati a candidarne una. Ed è stata, secondo me, una grande presidente del partito, Andrea Nales, però anche lì subito gli uomini hanno tramato e l'hanno cacciata dopo poco. Però quello che lei ha fatto in un momento di grande crisi dell'SPD è stato molto importante. Ultimo aspetto, spesso e volentieri le donne arrivano in politica quando devono salvare un'emergenza, cioè arrivano nei momenti di crisi. E questo è un altro aspetto, secondo me, molto interessante, insomma, anche di come gli uomini, del momento in cui gli uomini incaricano le donne o le lasciano in qualche modo libere di fare carriera. Sì, ecco, volevo chiederti a proposito di questo, no? Ho letto a volte, a volte ho letto questa frase: dove non riesce un uomo, mettici una donna e lei riesce. Da un lato. Dall'altro lato ho letto anche che a volte vengono affidati alle donne dei compiti difficili anche per farle fallire. No, cosa ne pensi a proposito? Magari cominciamo da Merkel e poi a proposito di altre figure politiche in Germania. Sì, allora questo è un aspetto appunto molto interessante. C'è questa frase che per esempio Christine Lagarde ha ripetuto per anni, non so se sia sua, ma è molto divertente secondo me. Sapete che la grande crisi finanziaria del 2008 si acuì enormemente, accelerò con il fallimento di Lehman Brothers. I fratelli Lehman avevano fondato questa grande banca a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che poi è diventata una delle banche più potenti di Wall Street. Il suo fallimento il 15 settembre 2008 è stato sostanzialmente il momento in cui il sistema finanziario mondiale ha rischiato di squagliarsi veramente come neve al sole. E quindi Lehman Brothers è il simbolo di una grande, no, appunto della grande crisi finanziaria ed economica che poi ha caratterizzato l'inizio degli anni 10. Ebbene, Lagarde, per scherzare, dice sempre: chissà cosa sarebbe successo se invece di Lehman Brothers fosse stato Lehman Sisters, no? Come a dire, esistono effettivamente degli studi che dicono che le top manager donne hanno un modo di gestire le crisi più cauto. Quindi, no, ecco, da qui deriva anche, diciamo, la battuta di Lagarde. Quindi, da un lato, e poi vorrei anche ricordare che la finanza e le banche centrali sono ancora un ambito in cui le donne sono molto, molto rare, no? Quindi, voglio dire, lì siamo ancora, anche la lezione di Lehman Brothers non è servita a nulla. A volte alle donne vengono dati incarichi difficili, no? Vengono messe di fronte a situazioni particolarmente complesse per farle fallire. Ah, ecco, esatto. No, di Merkel stessa si dice che a un certo punto abbia agito in questa maniera con quella che era considerata la sua, diciamo, potenziale successora, che era Ursula von der Leyen,
Ursula von der Leyen era stata appunto una ministra della famiglia del primo governo Merkel, quindi dal 2015 al 2019, di enorme popolarità e anche molto brava, nel senso molto coraggiosa, che fece molte politiche per la famiglia, anche contro la volontà del suo partito, che come dicevo prima era un partito ancora molto conservatore e reazionario. Per esempio lei fece un piano per gli asili nido, cambiò il congedo parentale arricchendolo, estendendolo molto agli uomini, insomma lei fece una serie di politiche molto avanzate ed era popolarissima intorno al 2009. E quindi Merkel che cosa ha fatto? L'ha messa, insomma, successivamente ha deciso di darle prima un altro ministero, il Ministero del Lavoro, però quando von der Leyen era veramente all'apice del potere, della popolarità, con il terzo governo Merkel, la cancelliera ha deciso di darle il Ministero della Difesa. Il Ministero della Difesa che è una delle poltrone, delle posizioni più scomode, più difficili, come vediamo anche adesso, ci sono questi attacchi continui, no, a Christine Lambrecht. E quindi è interessante perché c'erano all'epoca, mi ricordo, ero già qui a Berlino, queste voci molto insistenti che dicevano così l'ha fatta fuori, perché in effetti una donna ministro della difesa, ecco, è stata immediatamente von der Leyen oggetto di critiche bordate dai giornali conservatori, l'accusavano anche di cose, come dire, con cui lei non c'entrava nulla, perché per esempio c'era già il problema all'epoca dei famosi fucili che non sparavano, no? Della Bundeswehr, di una Bundeswehr anche abbastanza sgangherata, i tagli per anni alla Bundeswehr avevano causato dei problemi veramente anche gravi, ma era già stato così con de Maizière, col suo predecessore. Però la grande campagna contro il ministro della difesa è cominciata quando lei, una donna, è diventata ministro della difesa, von der Leyen. Quindi lei è stata molto indebolita da quegli anni e se ricorderete, lei è diventata presidente della Commissione europea non per un suggerimento di Angela Merkel, ma per un suggerimento di Emmanuel Macron. Quindi è la Francia che i francesi l'hanno in qualche modo risollevata da questo buco in cui era caduta e l'hanno issata sulla poltrona più alta delle istituzioni europee. Ecco, prima dicevi, dicevi che nella ex Germania Est la politica era, diciamo, favoriva di più le donne rispetto alla Bundesrepublik, no? Però Merkel non si è mai proposta come cancelliera dell'Est o come cancelliera dell'Ovest, diciamo, non si è mai proposta come cancelliera dell'Est. Anche se era cresciuta nella Germania dell'Est, no? Ecco, è vero, abbiamo detto che non si è mai proposta neanche come femminista, però questa eredità, diciamo, no, che ha avuto dalla ex Germania Est, queste leggi, diciamo, favorevoli alle donne, secondo te hanno pesato? C'è stata con la riunificazione, l'opinione pubblica è cambiata, no? Con quella della Germania unita rispetto a quella delle due Germanie, quindi può aver contribuito questo a una politica sempre più a favore delle donne? Ma io penso che questa è un'ottima domanda in effetti. Penso che ci sia stato un movimento, molte conquiste, diciamo, delle donne sono state, c'è stata un'accelerazione forte negli ultimi 10 anni, no? Pensiamo solo a MeToo. Però è stata un po' una tendenza globale, perché io penso che quando le due Germanie si sono riunificate, per esempio Angela Merkel è diventata a un certo punto ministro della famiglia, anzi è stato il suo primo incarico nel 1900, cioè poco dopo la caduta del muro, quindi nel 1991 mi pare. È diventata ministro della famiglia del governo Kohl e a un certo punto doveva decidere, nella Germania unificata bisognava decidere quale legge adottare sull'aborto. E come dicevo prima, la Germania Est aveva una delle leggi più liberali, come del resto la Polonia all'epoca, eccetera, cose che non si ricordano più oggi, che la Polonia è diventato questo stato neo-oscurantista sull'aborto. Ma insomma, in quegli anni di regime sovietico durissimo,
e repressivo e totalitario, però i diritti delle donne erano molto avanzati e c'era quindi questa legge molto liberale. In Germania Ovest invece c'era una legge ancora molto conservatrice. Lei doveva mediare tra le due leggi, no? E alla fine, siccome lei non era molto d'accordo con la mediazione che lei stessa aveva cercato di fare tra legge dell'Est e legge dell'Ovest, perché lei col suo cuore, il suo cuore era naturalmente con le leggi liberali dell'Est. Lei propose questa legge per ottenere un compromesso nella coalizione di governo e quando fu il momento di votare questa legge, lei che era ministra si astenne, che era una sorta di colo un po' la redargui, ma insomma era un suo modo per segnalare il fatto che lei ritenesse comunque quel compromesso lì un passo indietro rispetto a quelli che lei percepiva come diritti delle donne. Poi sappiamo anche che ha fatto delle cose, come dire, lei ha lasciato libertà, lei era contraria ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, però lei durante il suo cancellierato appunto ci sono stati progressi da questo punto di vista e quando c'è stata in qualche modo l'impellenza di fare questa legge per i matrimoni LGBTQI, lei ha lasciato libertà di voto al suo partito. Quindi ha detto ai conservatori votate come volete, che è anche di nuovo un gesto di generosità e di comprensione di un mondo che stava cambiando, no? Cioè Merkel in qualche modo, però ecco, penso che ci sia anche un risentimento adesso nella Germania Est, tra le donne della Germania Est, che ha molto a che fare con quella sapete che molti tedeschi dell'Est ancora oggi considerano quella del 1990 un'annessione, no? C'è molta retorica su questo, cioè c'è la retorica che la Germania Est in realtà appunto sia stata in qualche modo mangiata dalla Germania Ovest, che nulla sia sopravvissuto, che anche gli elementi più progressisti che esistevano nella DDR sono stati cancellati e che la Bundesrepublik abbia imposto la sua impronta prepotente su quel tipo di Germania, appunto sul regime imploso comunista. Ebbene, una delle cose che oggi anche le tedesche dell'Est ripetono sempre è che loro avevano appunto delle leggi molto più progressiste sulle donne, no? E questo però non ti viene detto in modo sereno, viene detto spesso con una sorta di revanchismo, di sentimento di livore, anche comprensibile. Però quello che voglio dire è che poi, secondo me, il femminismo oggi in Germania non ha l'impronta della Germania orientale, ha l'impronta di un femminismo che in tutto il mondo ha fatto enormi progressi. E aggiungerei purtroppo, perché ripeto, se avessimo guardato, io stesso ovviamente sono assolutamente, io detesto la nostalgia, cioè la nostalgia per la Germania Est, lo trovo un fenomeno agghiacciante, eccetera, eccetera. Però bisogna riconoscere anche che in quel regime c'erano stati delle punte avanzate, no? All'epoca ci fu questa grande febbre di appunto unificazione, eccetera, e lì si perse forse anche quel patrimonio lì. Sì, io mi ricordo, avevo parlato con amici proprio di questi problemi, no? Che, non so, gli asili nido, se ricordo bene, non erano più così garantiti come prima della riunificazione, eccetera. Ecco, te ne parlo perché queste persone sono impegnate in politica e così ho detto, ma non ci avete pensato, no? Quando avete deciso di realizzare la riunificazione in un certo modo e loro mi hanno risposto, ma abbiamo dato tutto questo per scontato, non avremmo mai pensato di perdere, no? Di perdere questi diritti, diciamo così, no? Certo. Forse appunto questo corrisponde a quello che dici sull'euforia. Allora, dal mio punto di vista è anche molto interessante un altro aspetto di Merkel e poi vorrei sapere se altre donne sono così, diciamo, pragmatiche. Tu avevi spiegato che Merkel è stata post-ideologica, no? Che aveva sbagliato
la campagna elettorale in cui aveva promesso la flat tax, liberismo, eccetera, dopo essersi resa conto, la sua campagna elettorale, le sue campagne elettorali successive si sono basate su Sie kennen mich, no? Mi conoscete, ecco. Ecco, ci puoi spiegare questo aspetto di Merkel? Ecco, secondo te lei ha cambiato la politica? No, com'è? Le donne in politica sono più pragmatiche? Cosa ne pensi? Allora sì, esattamente come dici tu, lei tentò nella prima campagna elettorale, anche perché aveva ancora questi rivali interni, no, nel partito, lei tentò di dare un'impronta molto forte, molto quasi tecnocratica, si direbbe oggi, al suo programma di governo. Per esempio, propose la flat tax. Mhm. Una flat tax di cui appunto su cui Gerhard Schröder, che era il suo rivale, che era appunto il cancelliere uscente, la prese in giro per tutta la campagna elettorale e chiamò queste proposte di Merkel le proposte dei professori, Mhm. come a dire che erano proposte lontane dalla gente. E guardate, quella del 2015 di Schröder fa una sensazionale rimonta, nel senso che lui era 20 punti dietro, grazie a questi errori della Merkel, di Merkel, che continuava appunto a proporre delle cose rigide, ideologiche, poi invece fu costretta per esempio a rimangiarsi questa flat tax perché il partito si ribellò contro questo professore di Mhm. pubblico che l'aveva proposto, però insomma fece una campagna elettorale molto confusa, molto basata su dei punti che poi appunto erano molto poco condivisi nel partito. Quindi lei ha quasi rischiato di perdere le elezioni 2015, le prime elezioni dove si era, del 2005, scusate, dove si era candidata. Per questo motivo, perché aveva proposto qualcosa di ideologico. Dopo 4 anni, e questo primo governo che poi si concluse nel 2009 con i liberali, scusate, con i socialdemocratici, appunto la grande coalizione ancora appunto con i socialdemocratici, lei ha imparato la lezione e quindi ha cominciato a dire, siccome era già diventata un po' Mutti, no? Che peraltro non è un'espressione che lei ama tantissimo, perché era un'espressione proprio coniata, si dice, almeno così mi hanno detto, da uno dei suoi grandi oppositori, che poi divenne, grazie alla sua intelligenza, all'intelligenza di Merkel politica, divenne, lei se lo mise sotto la sua ala e quindi lui divenne un fedelissimo di Merkel, però Mutti, appunto, mammina, era un termine un po' dispregiativo che aveva coniato Günther Oettinger, che era uno del patto andino, appunto, di questo patto delle Ande che le fece la guerra tutta per anni. E quindi questo, insomma, sì, sono perfettamente d'accordo. Lei poi ha puntato per altre 3 campagne elettorali su un solo slogan, mi conoscete, cioè datevi, eccetera. E ti dirò di più, nel 2000, quando lei appunto che è stata l'unica cancelliera che se n'è andata prima di essere cacciata dalle urne o di, no, di vivere una parabola discendente, ecco, questo è un suo grande merito. Lei se n'è andata all'apice del successo, dopo 4 legislature, ma insomma quando era ancora molto popolare. Ebbene, sapete che Olaf Scholz ha fatto una campagna elettorale in cui sostanzialmente ha mandato un messaggio molto merkeliano. Mi conoscete, sono il suo delle finanze, e c'è questo famosissimo slogan che lui usò l'anno scorso che era posso fare anche la cancelliera, no? A dire io sono la piena continuità con Merkel. Quindi questo slogan mi conoscete non solo ha funzionato per lei, ma ha funzionato anche per il suo successore, ecco, che ne ha approfittato. Sì, sì, ecco, quindi un uomo ha un po', no? Sì. Si è ispirato a una figura femminile. Ecco, a proposito di questo che mi dicevi, dicevi lei si è ritirata prima, diciamo, non è stata mai sconfitta, insomma, no? Dal punto di vista, come cancelliera, non è stata mandata via, si è ritirata prima. Ecco, quando di recente hai scritto un articolo, no, su Merkel che ha rivelato che aveva provato a contenere Putin anche nel 2021, no? Infatti una domanda che era emersa qua al corso di una studentessa era questo: ma se Merkel fosse stata cancelliera, no, all'inizio del 2022, Putin avrebbe aggredito l'Ucraina oppure no? Ecco, Merkel ha dichiarato
no, di aver provato a contenerlo, ma appena prima, no, poco prima di ritirarsi, e quindi non aveva più quel ruolo, non era più così rispettata come in precedenza. Quindi cosa possiamo dedurre da questo? Ha fatto bene, ha fatto male, visto che era una figura politica così considerata, così potente? Guarda, la domanda della tua studentessa è una domanda assolutamente brillante, ed è una domanda che qui cominciano a porsi un po' tutti. Lei stessa credo che abbia un po' risposto indirettamente a questa domanda dicendo sì, probabilmente se ci fossi stata io non ci sarebbe stata la guerra, no? Però dal suo punto di vista, come dire, detto da lei è un atto di presunzione. E io devo dire che sono anche molto delusa dalle uscite di Angela Merkel da quando ha lasciato, no? Perché cioè, lei effettivamente non ha capito o non ha voluto vedere, capire che Putin stava preparando una guerra imperialista, no? Non ha capito che il 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea e ha cominciato a mandare i suoi famosi omini verdi, cioè i miliziani in Donbass, a Donetsk e Lugansk, quella era una prova generale di una guerra più ampia e di una conquista dell'Ucraina. Cioè lei non è che non abbiamo avuto prova materiale dell'aggressività militare di Vladimir Putin. Noi sappiamo che Putin ha invaso già l'Ucraina nel 2014 e forse nel dibattito pubblico, che mi sembra molto avvelenato, lo dimentichiamo troppo spesso. Quindi lei che cosa ha fatto in quegli anni? Lei ha fatto politiche di contenimento, no? Lei, mi ricordo, io ero alla conferenza di Monaco quando in quei settimane terribili di invasione dell'Ucraina ci fu questa drammatica conferenza di Monaco in cui sostanzialmente Merkel a un certo punto andò a Mosca, si trascinò dietro il, il presidente francese, ma insomma che fu più che altro un comprimario in tutta quella fase. Lei fu veramente la protagonista di quella fase e lei trascinò a tavolo il francese e soprattutto Putin e all'epoca appunto, il presidente ucraino e fecero i famosi accordi di Minsk. Gli accordi di Minsk erano accordi pensati proprio per risolvere quella situazione, cioè per riconoscere un minimo di autonomia a queste due regioni russofone che sono Donetsk e Lugansk, però il problema è stato uno che dopo Poroshenko, dopo quelli che avevano firmato Minsk, insomma è arrivato Zelensky e Zelensky non ha mai riconosciuto Minsk. Questo è già un primo problema politico ovviamente. Il secondo problema è che la Russia stessa non ha mai rispettato neanche appunto il cessate il fuoco, le stesse condizioni che aveva accettato in quegli accordi. Quindi quegli accordi sono rimasti sempre un po' sulla carta e soprattutto non sono mai stati una garanzia no, per la pace. Aggiungerei che nel frattempo che cosa è successo? Nel frattempo è successo che la Germania ha continuato a comprare gas a basso prezzo dalla Russia, perché questa è una delle chiavi. Cioè, ora dobbiamo riconoscere che Merkel è stata molto catturata, tra virgolette, dall'industria tedesca che chiedeva gas a prezzi stracciati e quindi un buon rapporto con la Russia. E le alternative erano costose, anche politicamente, i famosi rigassificatori che adesso la Germania sta ultimando in tempi record. Quindi quello che voglio dire è che quello insomma, lei ha fatto varie interviste adesso ai giornali tedeschi, ai suoi giornalisti preferiti. Uno è Alexander Osan, io ero andata a vedere anche in primavera la sua prima importante uscita pubblica al Berlin Ensemble. Per me è stata un'intervista imbarazzante perché Osan non le faceva le domande giuste. E Osan è anche quello che poi l'ha intervistata adesso per lo Spiegel, ma anche è uscita un'altra intervista allo Stern, ma insomma, in cui lei sostanzialmente non chiede scusa per gli errori commessi, no? Per aver anteposto gli interessi industriali a quelli politici, per non aver capito quanto fosse pericoloso Putin, potrei andare avanti. Ma l'aspetto per me più agghiacciante è un passaggio dell'intervista allo Spiegel, in cui a un certo punto Merkel cita un film, secondo me abbastanza orribile,
che si chiama Monaco, non so se l'avete visto, con Jeremy Irons. Questo film racconta la storia di Chamberlain. Chiunque abbia aperto un libro di storia sa che Chamberlain fu appunto questo tragico primo ministro inglese che quando Hitler nel 1938 minacciò di invadere la Cecoslovacchia, si sedette intorno al tavolo appunto cercò di mettere intorno a un tavolo la Germania nazista, l'Inghilterra, non la Cecoslovacchia però, e la Francia e l'Italia di Mussolini, e concordò con Hitler che avrebbe accettato, cioè l'Occidente avrebbe accettato la cessione di una parte della Cecoslovacchia alla Germania nazista, una Germania in cui c'era già un dittatore che aveva già costruito i campi di concentramento, che aveva già, nonostante il Trattato di Versailles, aveva già riavviato l'industria bellica, insomma che era chiaramente un dittatore pericoloso, no? Questo accordo sulla Cecoslovacchia, la conferenza di Monaco, è entrata nei libri di storia, insomma, con ignominia, no? È ricordata come appunto un esempio di appeasement, cioè di intelligenza col nemico, no? Di cessione è stato un errore clamoroso storicamente. Ebbene, in questa intervista con Spiegel, lei a un certo punto accede al fatto che le era piaciuto quel film perché metteva Chamberlain in una luce nuova, si capiva che Chamberlain semplicemente facendo un accordo, il patto del diavolo con Hitler, aveva rimandato di un anno la guerra, aveva rimandato la guerra per un po' e quindi così l'Inghilterra aveva conquistato un po' di tempo per riarmarsi e per prepararsi appunto a quella che poi sarebbe stata la seconda guerra mondiale. Io la trovo una tesi un po' ardita, anche perché dopo la Cecoslovacchia, dopo l'accordo di Monaco, insomma, è passato pochissimo tempo e la Germania ha invaso la Polonia, è scoppiata la seconda guerra mondiale. Però che lei in qualche modo pensi seriamente a Chamberlain come a un paragone credibile e solido, ecco, questo mi spaventa di questa Merkel attuale, Cioè, che percezione ha di sé? Non so, Sandra, se tu ti ricordi anche, ma io mi ricordo bene la deriva di Kohl quando appunto non era più cancelliere ed era ormai, viveva ormai con questa sua seconda moglie che lo ha completamente isolato dal mondo, ha protetto i suoi archivi come appunto rendendoli sostanzialmente inaccessibili, che anche per gli storici è una tragedia. E in questo isolamento c'è sempre un elemento tragico, no? In qualche modo di chiusura, di involuzione. Ecco, io spero che Merkel, che sappiamo tutti che sta scrivendo la sua autobiografia con la sua alleata di sempre, che è Beate Baumann, non si stia chiudendo, non stia involvendo, non stia subendo in qualche modo la stessa deriva di Kohl, perché, e chiudo, ci sono dei politici che hanno fatto mea culpa rispetto a Putin e uno in particolare è molto lodevole ed è l'attuale Presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier. Lui ha chiesto scusa, Merkel no. Sì, ricordo anche Schäuble, per esempio, ha detto, ma noi sapevamo quello che la Russia aveva fatto in Cecenia, no? Sapevamo, no? E quindi non so, non l'abbiamo considerato, no? Ecco, questo altro aspetto vorrei chiederti anche il ruolo dell'industria in Germania, no? E l'industria è importante, no? Ce lo puoi spiegare? Ha condizionato, dice, ecco, Merkel è stata condizionata dalle pressioni dell'industria, no? Dalle esigenze economiche. Come no? Ci puoi spiegare questo? Perché appunto è un aspetto anche secondo me molto rilevante nella politica tedesca. Guarda, secondo me, ne ho parlato anche oggi con uno degli uomini che la conosce meglio, che è Norbert Röttgen,
Anche Röntgen era un po', diciamo, è stato Röntgen è stato uno del suo cerchio magico, chiamiamolo così all'italiano. Un uomo molto vicino a Merkel, che a un certo punto però con cui ha litigato, poi si sono riavvicinati, ma insomma, un uomo molto intelligente che si è occupato tantissimo di politica estera. E di recente lui ha ammesso, ha fatto un'intervista con me e ha detto: noi abbiamo fatto 2 errori, noi CDU, noi conservatori, noi partito di Merkel, ed sono stati quelli di cedere troppo alle esigenze dell'industria, che è un'industria energivora, perché è la prima manifattura d'Europa, voglio dire, la prima industria d'Europa estremamente energivora. Abbiamo visto anche i problemi che ci sono stati adesso a riadattarsi a questo crollo delle forniture russe, e quindi questa pressione per avere del gas a basso costo ha prevalso nei suoi ragionamenti, no? Anche per esempio nel portare avanti un progetto controverso, odiato da tutti, come Nord Stream 2. Nord Stream 2, diciamo, ricordiamo qual è l'idea di Nord Stream 2, se no non si capisce neanche la polemica. Nord Stream 2 era un gasdotto, devo dire perché l'hanno distrutto, come sapete, nel frattempo, poi non si sa se riusciranno mai a ripararlo. È un gasdotto che doveva collegare direttamente la Russia alla Germania, cioè doveva evitare di passare attraverso la Polonia o l'Ucraina, e quindi la Germania voleva assicurarsi un gasdotto, una fornitura di gas che in qualche modo prescindesse dagli screzi che ogni tanto nascevano tra polacchi e russi, tra ucraini e russi, che vi ricordate appunto ogni tanto c'era qualche interruzione di forniture attraverso quei paesi per colpa dei russi, non per colpa degli ucraini o dei polacchi, però i rapporti erano più tesi tra questi paesi e la Russia, e quindi a un certo punto Putin e all'epoca il cancelliere Schröder si sono fatti il loro gasdotto, Nord Stream 1, poi è seguito Nord Stream 2. Quando Merkel è arrivata al potere nel 2005, lei ha sottoscritto Nord Stream 2, cioè il raddoppio di quel gasdotto controverso, che poi non era odiato solo dai polacchi, dagli ucraini o dai francesi, era odiatissimo anche dagli americani. Merkel ha sempre detto che lei lo considerava una leva con Putin, cioè come a dire, se noi costruiamo quel gasdotto, noi abbiamo anche un elemento di pressione sulla Russia. Io dubito ormai di questa interpretazione, di poi, però quello che è importante da capire è che Merkel, non solo in ambito energetico, l'abbiamo visto spesso cedere alle pressioni dell'industria. Voglio ricordare che quella che amava chiamarsi la cancelliera del clima, la Klimakanzlerin, sì. a un certo punto andò a Bruxelles e sbatté i pugni sul tavolo, come dicono sempre i politici, perché voleva ottenere delle condizioni meno stringenti sul CO2 per proteggere le macchine più inquinanti tedesche, la Porsche, eccetera, eccetera, da vincoli europei, appunto, che dovevano invece limitare il CO2, no? Quindi quella che appunto poi nell'opinione mondiale lei appunto amava molto considerarsi, anche perché aveva convinto Bush, no, a riconoscere i cambiamenti climatici nel 2008, il famoso sì. G8, eccetera. Quindi lei amava vedersi così, ma in realtà poi quando l'industria premeva, Merkel spesso cedeva, ecco. Sì. Sì, ecco, invece ora vorrei che ci parlassi di un'altra figura femminile importante che è arrivata al potere dopo Merkel, cioè Annalena Baerbock, no? Che attualmente è al Ministero degli Esteri e è dei Verdi, no? Del partito dei Verdi. Ecco, com'è il suo ruolo? Lei è vero che si occupa di politica estera, ma comunque tiene conto della crisi climatica, come si muove, no? Anche nella coalizione semaforo, come con la politica estera, no? Di recente ha cercato, era contraria alla scelta di cedere una parte del porto di Amburgo ai cinesi, per esempio, no? Sì. Allora, Ecco, lei cosa ci puoi dire di questa figura?
Esatto, anche ieri ho visto che lei ha avuto parole molto nette con l'Iran e che comincia lei, cioè la Germania è sempre stata naturalmente un motore degli accordi sul nucleare, no? Ricordiamo, sono gli accordi tra l'Occidente e gli americani in particolare l'Iran per evitare che l'Iran arricchisca uranio e costruisca non solo centrali nucleari ma soprattutto la bomba nucleare. Questi accordi questi negoziati vanno avanti da anni faticosamente, con alti e bassi, però la Germania è stata sempre molto convinta che fosse necessario andare avanti proprio per evitare che l'Iran abbia l'atomica, ma questi negoziati e naturalmente erano sempre dei momenti di dialogo anche con l'Iran, no? Quindi in cui si metteva in prospettiva anche, si mettevano la possibilità di appunto di togliere le sanzioni, di trovare un accordo. Ebbene, lei per la prima volta ieri ha fatto capire che questi accordi potrebbero farsi friggere perché la situazione in Iran sta completamente deragliando. Cioè, ci sono state 2 esecuzioni pubbliche ieri, straziante esecuzione pubblica di un uomo giovanissimo, insomma, no? Un'impiccagione, una cosa barbarica medievale. E questo è espressione di quello che lei ha definito appunto la politica estera femminista, no? Esattamente come ricordavi anche tu, che non si limita solo all'Iran, è una politica estera appunto che per esempio sta cercando di cambiare radicalmente i rapporti della Germania con la Cina, perché nella politica estera femminista ma anche ambientalista dei Verdi, i Verdi sono il partito per eccellenza di diritti umani, erano il partito anche pacifista la guerra in Kosovo, però è un partito che appunto ha sempre criticato molto più duramente di qualsiasi altro partito tedesco le lesioni dei diritti umani in Cina, le repressioni degli uiguri, appunto la repressione delle donne in Iran. Quindi lei cerca di portare questo spirito anche nel suo ruolo molto più complesso, no? Naturalmente di ministra degli esteri. Però ovviamente è un momento molto difficile per i Verdi, devo dire, molto difficile, perché per la prima volta i Verdi vanno al governo ed esprimono un ministro dell'economia e questo ministro dell'economia deve rimangiarsi una parte delle promesse ambientaliste che erano state fatte addirittura dal governo Merkel. Cioè il povero Robert Habeck, che secondo me è molto abile, a parte qualche scivolone, ma insomma è un ministro molto bravo e anche molto popolare, ha dovuto allungare i tempi delle centrali nucleari, che le volevano chiudere, no? Il 31 dicembre di quest'anno, tutte volevano far morire il nucleare in Germania, ufficialmente il 31 dicembre, invece la crisi del gas russo li ha costretti a prolungarlo di 3 mesi. Ha dovuto riaprire le centrali a carbone, quindi insomma i Verdi stanno capendo, perché da anni nei Verdi prevale l'ala realista, no? Appunto il realos, l'ala pragmatica, però insomma è un momento molto molto difficile e credo anche per Baerbock, anche se lei appunto penso sia anche molto stimata a livello internazionale. E comunque mi pare di capire che insista sulla politica, cioè non perde di vista i valori in cui ha sempre creduto, no? Mi pare di capire. Ecco, a proposito, appunto, stavi parlando dei Realos, stavi dicendo i Verdi erano pacifisti, no? Ci puoi spiegare agli studenti appunto l'evoluzione dei Verdi, perché i loro punti fermi erano il pacifismo e l'ambientalismo, no? E il pacifismo, diciamo, è cambiato. Ci puoi spiegare come mai, cosa è successo? Allora, i Verdi nascono negli anni 70 in Germania sull'onda del movimento appunto antiatomico, quindi erano quelli che andavano a occupare le centrali nucleari, erano contrari, eccetera, ma erano anche contro l'installazione, per esempio, dei missili americani in Occidente, in Germania, contro i Pershing, erano contro, in piena guerra fredda, era un partito nato anche sull'onda del 68 tedesco, di una ribellione che in Germania fu soprattutto una ribellione contro la generazione dei padri nazisti, no? Dei padri e dei nonni nazisti. Quindi
in qualche modo fu quasi un movimento esistenziale, molto appunto politico, legato a un pacifismo forte, e i Verdi furono espressione di questo pacifismo, di questo anche ambientalismo. È il primo partito ambientalista del mondo, i Verdi. Era un partito appunto immediatamente concentrato anche sul rispetto dei diritti umani, sul rispetto dei diritti delle persone LGBTQI, quindi primo partito appunto con, no, molto militante sulla questione delle persone gay, lesbiche e transgender. Poi quando andò al governo la prima volta con appunto Joschka Fischer, ministro degli esteri, faccio un salto in avanti, alla fine degli anni 90 ci fu il primo grande risveglio, la prima grande doccia fredda, perché ricorderete appunto quando scoppiò la guerra in ex Jugoslavia, che fu una guerra atroce, insomma, in qualche modo che spaccò un paese, no, in maniera dolorosissima, e cominciarono queste pulizie etniche dei serbi nei confronti dei bosniaci. Ci fu una crisi appunto col Kosovo, e i Verdi tedeschi, che esprimevano all'epoca un ministro degli esteri che si chiamava Joschka Fischer, che era appunto uno che veniva dal 68, che aveva fatto scandalo perché era andato per la prima volta nel Parlamento dell'Assia con le scarpe da ginnastica, insomma un vero appunto, quello che una volta si diceva un fricchettone, però anche un uomo molto colto, molto intelligente. Lui dovette prendere questa decisione epocale in qualche modo, no? Quella di intervenire in Kosovo militarmente con le truppe dell'ONU. E quindi quella fu della NATO, e quella fu una decisione che cambiò sostanzialmente la natura dei Verdi, ma lo cambiò, e Joschka Fischer la sistematizzò anche dal punto di vista ideologico, perché disse, diciamo, per noi naturalmente dopo Auschwitz, no? Cioè appunto per noi il militarismo era morto, la Germania è sempre stata un nano militare, è stato giusto che sia stato un nano militare, eccetera, eccetera. Però Auschwitz che cosa significa? Anche Auschwitz fu l'espressione di un totalitarismo. E noi, essendo il partito che combatte i totalitarismi, la repressione, eccetera, dobbiamo combattere i serbi che in questo momento stanno applicando un genocidio, no, ai bosniaci. Quindi, da quel punto di vista, i Verdi hanno mantenuto una coerenza anche adesso. Dal mio punto di vista, io penso questo, perché i Verdi, per i Verdi è molto chiaro, molto più chiaro che per la SPD, che quella russa è una guerra di aggressione verso l'Ucraina, cioè i Verdi su questo non hanno nessun tipo di... e che quindi è giusto fornire armi all'Ucraina. Punto. Esattamente per quelle ragioni per cui appunto era stato giusto intervenire in Kosovo per fermare un regime no, che schiacciava una minoranza etnica, quella bosniaca, nel 1997. Quindi da questo punto di vista credo che i Verdi abbiano da allora una loro coerenza interna, nonostante quello che dico, no? Il facile pacifismo che viene in qualche modo, cioè non è un pacifismo facile il loro, ecco, quello voglio dire. Sì, ecco, tornando appunto a un'altra figura politica che hai nominato prima, no? Ursula von der Leyen. Ecco, ci puoi parlare un po' di lei? Perché lei comunque, diciamo, non è diventata cancelliera come forse avrebbe potuto, però è una figura interessante, di peso, anche molto considerata, no, in Europa e Certo. così. Ce la puoi raccontare? Sì, Ursula von der Leyen è stata, come dicevo, una straordinaria ministra della famiglia, molto popolare, che a un certo punto deve aver dato fastidio a Merkel, poi appunto madre di 7 figli, figlia di un grande politico cristiano-democratico della Bassa Sassonia, che era stato a Bruxelles, e quindi lei è molto legata anche a Bruxelles, lo ha sempre detto. Come Presidente della Commissione io credo che lei stia facendo bene, perché lei ha in qualche modo ehm, si è ritagliata una sua autonomia rispetto alla Germania, perché finora i presidenti di commissione erano molto, diciamo così, legati alla posizione tedesca, se non influenzati dalla posizione tedesca.
voglio ricordare appunto una presidenza che secondo me è stata molto negativa, che è stata quella di José Manuel Barroso, conservatore come Merkel, e assolutamente spesso prono ai desideri della Germania. Quindi questo è stato un po'... Lei si è ritagliata una sua autonomia, secondo me, anche perché probabilmente è più facile per lei, perché lei è conservatrice e in Germania c'è un cancelliere socialdemocratico. Voglio ricordare appunto il modo in cui ha affrontato la questione dei vaccini, no? La Commissione è riuscita a fare un acquirente unico, no? Per i vaccini. Anche adesso, per esempio, durante la fase del precedente governo Draghi, spesso von der Leyen si è schierata piuttosto con Draghi che con il governo tedesco, più conservatore su tante questioni, eccetera. Quindi, secondo me, lei sta facendo bene. Vediamo come uscirà da questo colossale scandalo che io trovo vergognoso, questo Qatar Gate, che è uno scandalo che in questi giorni è sui giornali, appunto sulle prime pagine dei giornali, che riguarda non solo una vicepresidente attuale, adesso sospesa, del Parlamento, che è Eva Kaili, appunto del PASOK, dei socialisti greci, ma riguarda tutta quella che hanno chiamato la Italian Connection, una serie di parlamentari europei di sinistra, di articolo 1 del PD, eccetera, e i loro assistenti, che hanno preso montagne di soldi al Qatar, secondo i magistrati belgi, per farsi corrompere, per sostenere delle posizioni mostruose, secondo me, in Parlamento, perché vi invito ad andare a sentire la vicepresidente Kaili, il video in cui lei difende il Qatar, cioè un paese, lo voglio ricordare, dove durante la costruzione delle infrastrutture per i mondiali sono morte 15.000 persone, 15.000 operai sono morti, e lei è riuscita ad andare al Parlamento europeo e a dire che il Qatar era un esempio per gli altri paesi arabi, che era un paese faro dei diritti lavoratori perché aveva il salario minimo, per dire, e ad accusare, diciamo, noi giornalisti di bullismo, perché abbiamo ricordato spesso come in Qatar non solo vengano repressi i lavoratori, ma vengano repressi appunto le persone LGBTQI, che c'è stata quella questione sulla fascia One Love, quindi un paese orribile, un regime. E un conto è, appunto, e chiudo, farsi corrompere dai lobbisti che girano tantissimo, ci sono 600 aziende che sguinzagliano i loro lobbisti a Bruxelles, che già è grave abbastanza, a Bruxelles e Strasburgo, ma un conto è farsi corrompere da un regime autoritario. Questa è una cosa di una gravità che cioè, arrecherà un danno reputazionale al Parlamento europeo di cui purtroppo ci ricorderemo negli anni. Sì, poi anche quando i diritti umani per l'Europa sono un faro, diciamo, no? Sì. E quindi ci hai spiegato moltissime cose sulla politica tedesca e ovviamente non si finirebbe mai, no? Ti terremo qua all'infinito. Ecco, allora chissà sì, che non possiamo rimanere in contatto, insomma, in ogni Sì. caso. Ti ringrazio molto che ci hai spiegato Merkel, Baerbock, von der Leyen, abbiamo toccato diversi argomenti, diversi elementi molto interessanti, anche guerra in Ucraina, rapporti con Putin, i Verdi, Germania dell'Est, Germania Ovest, riunificazione, eccetera. Insomma, è stato un colloquio molto intenso. Grazie. Bene, ti ringrazio. Grazie a voi, grazie agli studenti e grazie Sandra per l'invito. Sono stata molto contenta e molto onorata di partecipare.